Ciao, Come stai? tutto bene, voi? Tutto a posto. E poi la buonasera al nostro amico e il vostro grande artista che stimate tanto, Gianni Fiorellino. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, Buonasera. a tutti. Ciao, ciao a Gianni, a Emiliana, a Mario, a tutte le persone da casa e a tutto lo staff di questa straordinaria emittente alla quale poi io sono molto legato. Lo so. Allora ragazzi, iniziamo subito. Innanzitutto voglio ringraziare anche tutte le persone che stanno seguendo la mia pagina Facebook, grazie ai fratelli Marigliano, Andrea, a Pino Fontana. Allora dicevo, innanzitutto ragazzi, come state trascorrendo questa quarantena? Iniziamo da Emiliana, che ci siamo lasciati pochi giorni fa. Come va? Come mi vedete? Così vediamo a distanza di 2 o 3 mesi l'impatto con la gente. Sempre bello. Leggermente un po' più gonfia. Sì, è la quarantena, abbiamo mangiato assai e mi è cresciuta un po' di pancia in più. Auguri. Tutto qui. Grazie. Però dai, tutto sommato va bene, riteniamoci fortunati e, diciamo, se diamo un attimo uno sguardo indietro, e sono passati 2 mesi che non pensavamo ovviamente, né pensavamo di poterli superare, tutto sommato insomma, è stato meno difficile di quanto sembrava, anche se lo è, però sta passando. Fiorellino, che ci siamo una quindicina di giorni fa, Gianni, come diceva Emiliana, sono trascorsi 2 mesi, quando a volte si dicono le cose, ma sono passati 2 mesi e non ce ne si accorge. Ma Beh, 2 mesi è diventata una sessantena più che quarantena, insomma, ci siamo veramente trovati davanti a un animale feroce e ancora di più lo è stato il tempo che non ci ha aiutato perché non abbiamo avuto nessun'altra informazione che aspettare e sperare che tutto potesse migliorare o cambiare. Alla fine è cambiato, amore, attento un po'. Alla fine è cambiato proprio niente, è cambiato semplicemente che adesso dobbiamo uscire con le mascherine, che non abbiamo certezza. Noi combatteremo con un tremendo nemico di cui noi non conosciamo niente, non sappiamo come difenderci se non stare attenti sulla parola, così con me. E io sono sempre più certo che se non uscirà il vaccino noi siamo sempre punte da capo, no? O quantomeno adesso abbiamo un po' più di protezione perché ci mettiamo la mascherina, utilizziamo i guanti, eccetera. Però il nemico c'è sempre, noi il virus lo teniamo addosso, intorno a qualsiasi parte, finché non esci sta sereno che ci vuole mananza. E quindi questo è quanto io penso modestamente. Però la quarantena, diversamente da chi l'ha sofferta, io diciamo l'ho presa come meglio potevo, perché non potevo desiderare di più che restare quanto più tempo possibile con la mia famiglia, che forse in questo periodo avrei vissuto meno di ogni parte dell'anno, no? Quindi è stato fantastico per me e va bene così. Me la sono presa come una vacanza, anche se sono stanchissimo perché senti i bambini, sono 2 piccoline, non è facile. Infatti stavo dicendo vacanza fino a no, che vacanza? No, ti prego, no. Vacanza da lavoro mi sono preso. È un macello, non si dorme mai, però va bene così. Allora, dicevo, nemmeno io l'ho presa tanto male, perché a parte il lavoro che noi facciamo, che comunque siamo sempre in mezzo alla gente, siamo per strada, allora quando siamo a casa noi desideriamo di stare a casa e io mi sono inventato una cosa alternativa a quello che è poi il presentatore e l'organizzatore. Tutti i giorni mi sono messo vicino alla cucina e sono riuscito a far compagnia a tante persone. Ad esempio oggi alle 18 ho fatto un bel tiramisù per tutte le persone che mi seguono e me l'ho venuto a mangiare e mangio consolato. Bravo. Mentre il maestro Gianni, io le cose le faccio, il maestro Gianni Nano si mangia, vero maestro? Tu che fai dieta, Mario? Mi stai capisci con me? Maestro Gianni Nano io li provo. Allora c'è da dire una cosa, che è vero che mi sono messo anch'io a guacciare un po' a casa, no? Però c'è da dire una cosa, lui infatti Mario la settimana scorsa mi dice: ma è possibile fare questi quantitativi di torte, sai, questa roba? Non voglio nominare il mangiare perché sta Emiliana. No, non mi fa proprio gola.
tutto a posto. Sto bevendo un caffè, quindi se non mi dispiace ogni tanto puoi fare quello che vuoi. Allora, però praticamente c'è da dire che siccome io abito all'ultimo piano e a fianco a me abita mia mamma, mio padre e mio fratello, e noi ci mangiamo tutte cose noi, siamo 7-8 noi, quindi cioè giù hai capito con me, infatti su ordinazione stiamo a fare le sfilatine o pane, panine, cominciamo a fare bravo, Giannino Panettino. Bravo. Allora ragazzi, vai, chi stava dicendo qualcosa? No, purtroppo uno poi il tempo lo deve passare in qualche modo. A me piace andare a cucina, vicino al cuoco. Pensa mai ci mi sa dietro in 40 anni. A me piace vicino a tavola, quindi... Perché vicino alla cucina, vicino a tavola. Vabbè, io già ero super golosa, non è che è cambiato molto, però sicuramente la quarantena non ci aiuta, nel senso che è normale che tu fai quello che devi fare, cerchi di impegnarti, se in da cucina è peggio, ma comunque l'angolino, come si dice, è sempre dietro la porta, quindi fai passo uno, fai passo due, ti puoi mangiare una galletta una volta, ma voglio dire, io molto di più di 60 giorni perché sono stata un po' male, quindi anche da prima mi sono ritirata dalle scene e quindi veramente adesso tra gravidanze e chilogaggi pigliati ci vuole un palloncino gastrico ad ottobre, subito. Ma voglio capire come ha fatto invece Gianni Fiorellino a dire sto a dieta in quarantena. Sì, come fai? Almeno un mese e mezzo che sto facendo un po' di dieta. E come faccio? Perché è un impegno, la dieta è una cosa seria e va presa come la pigliamo. Allora ti ripeto Mario, io e mia moglie abbiamo 24 ore al giorno appresso ai bambini, chi non dormono mai, quindi ho stress ti dimentichi di mangiare, ti dimentichi tranquillamente. Tu pensa che io sotto casa c'è lo studio e sarò andato in studio in 60 giorni, ci sono andato 4 volte complessivamente. Cioè, figura, ma lo tengo a basso, si fa 4 passi, ma non ci riesco, perché poi all'improvviso si fanno i 3 e fai addormentare uno dei 2, e poi si fanno il lot e mangi, e quindi a me di sera non mi piace di andare a studio, di lavorare, non mi è piaciuto, per me lo studio è come un negozio, alle 9 da chiudere, 8 e mezza, insomma, e quindi io lo chiudo come hanno chiuso i negozianti, capito? Ci chiuso lo studio. Quindi, allora, adesso parliamo di musica. Perché io stasera ho il piacere di avere 2 grandi artisti, 2 belle voci di Napoli. 3 che 2, stava pure visto. Un momento, i 2 grandi artisti, e poi c'è il mio maestro Gianni Nani, che è colui che ormai facciamo coppia artistica da diversi anni. Però iniziamo subito con Gianni, approfitto con Gianni Fiorellino, che lo vedo molto apprezzato stasera con tanto di c'è il pianoforte a casa, quindi subito ci devi deliziare con una tua bella canzone, Gianni. Allora partiamo così, Giovanni, dimmi come si sente voce piano. Va bene? È buono il bilanciamento, vado? Un po' la voce avanti, il pianoforte, ti alzi un po' il pianoforte. Ok. Bello come te. Buono, ok. Niente, ma che c'è sta? Niente, pure come brutta verità. Dorme. Casa da aspettare, una nottata non fa mai finire, la vita da forza torna, lasciami c'è da paura, mai nessuno ci può separare, sta guerra in all'aria non fa respirare, e tu non ti amo verrà. E se all'improvviso tu soli a restare e spalle ti guarda sempre bella come te, niente ma che c'è sta, niente. Bene, aiutatemi così ne siamo in 3, ecco. Grazie. Qua. E ti prendi 3 applausi a quest'ora. Ma naturalmente non siamo abituati più, sinceramente, a più di 3 mani. Sto emozionando che 3 applausi sono 3 mesi, 3. È vero.
Invece Emiliana è stata mia ospite proprio in questi giorni, ci siamo fatti una bella diretta attraverso Facebook. Ci siamo detti tutto. Abbiamo parlato della sua carriera, abbiamo parlato di duetti, abbiamo parlato di tante cose. Voi non avete mai duettato tutti e due? No. No, la serie di Cim sempre non fa Cim, non lo so se è un segnale. Sono due voci che comunque si abbinano molto bene. Sì, vabbè, lei è bravissima, sì, ma a lei non serve niente. Vabbè, ma non penso che a te servi la mia voce per completare la mia carriera, ma sicuramente i duetti sono quello che magari il pubblico apprezza di più, vuoi per la curiosità, vuoi perché magari si uniscono i fan. E poi però dei bei duetti li ha fatti lei, insomma, quindi ha dimostrato già di reggere benissimo i duetti importanti, belli, quindi certo. Io non lo so, sai oggi che cosa, perché io dei duetti li ho fatti, la maggior parte di quelli che ho fatto li ho mirati, no? Avevano ognuno un suo percorso e dovevano arrivare ad un certo punto, e così è stato. Oggi non lo so, sai, si manassi in una cosa, ma non parlo di Emiliana. No. Per me sarebbe un onore, lei è bravissima, non c'è nessun dubbio, non devo dirlo io perché è risaputo. No. Però in generale non lo so, perché poi l'ultimo della catena è stato Ricciardi, no? Con Malattia. Non so se si non facesse nada attualmente. In realtà questa canzone che è uscita adesso, Nessuno hanno stato non può mai fermi. La musica di questo pezzo era pensata per un duetto, e poi mi venne questo testo e l'ho messo sulla musica, no? Quindi non interessa manca la musica volendo per un duetto, Mario. Gianni, ha visto certo, che ormai scusami, però troppo duetto malati. Tu segni che tu finisci con malattie, mio cazzo, mi fa con cada cosa. Pensate in un segnale. Vaccino, qualcosa. Vaccino, vedi bello, tu. La cura non la puoi fare perché la fece Celentano. Battiato. Io sai che cosa pensavo in questi giorni? Guarda, io l'11 gennaio ho fatto lo spettacolo a Palavarteno, no? Pensano poi che sia là è asciutto chissà quanta gente che già aveva il virus e cose, no, veramente, perché se stava in circolo in Italia da dicembre, così come si dice, potrebbe anche essere che là, in tutta quella calca di persone, insomma, qualche cosa è successo. Io so, ha fatto a tempo a tempo. No, non credo, Gianni. No, non credo. No, io pensavo, che ne sapevi, cioè, capì? Allora, siccome tu l'ultimo brano che hai fatto, prima che faccio cantare qualcosa alla nostra bella Emiliana, che hai detto è stato proprio Malattia con Franco Ricciardi, perché non ce l'accenni un pochettino, che questa canzone è bellissima? Malati, malati, qui per sta sede, che non me la passa, malati, malati. Con l'occhio no peccato mi guarderei così l'amore è una cosa che la gira e se ne va sto castigo mi dà forza per E questo è l'ultimo duetto che ha fatto Gianni, sì. Che è Malattia, però dobbiamo prendere provvedimenti perché devi chiudere un ultimo duetto con un altro titolo. E accontentiamo anche Emiliana. Emiliana invece, adesso ci devi deliziare con la tua bella voce. Tu non sei munita di piano nonostante noi abbiamo due pianoforti. Al di là che non sono munita fisicamente di piano di strumento, ma è uno dei miei più grandi rammarichi, no? Il fatto di non saper suonare. Non è solo il saper suonare, che tu dici vabbè, tant'anni ti potevi imparare, cioè è come se in realtà uno deve essere abbastanza obiettivo, è come se ci fosse un ritardo di apprendimento quando tu non ti portato una cosa devi lasciare stare, perché dopo rischi che anche a te sai su una fa che li tre note un po' meno forte, quindi io poi sono molto pigra come persona, mi rammarico però non mi impegno diciamo a provarci, quindi non lo so, se o qualcuno mi accompagna o cantiamo a cappella qualcosa che loro possono solo darti l'introduzione perché dopo non ci troviamo con la differita. Certo, allora facciamo la canto a cappella, facciamo insomma un po' dell'ultimo singolo che caso ha voluto si chiama Amarsi da lontano, ma non ha niente a che fare ovviamente con la faccenda, no, è che Mattia, Amarsi da lontano, spero che Gianni Nanno non mi canta una canzone addio non ci avremmo più, voglio dire. No,
No, magari qualcuno, non credo perché veramente è stata una buona fede, però magari qualcuno ha potuto pensare che ne so, potessi speculare su questa cosa, sai, però no, è una frase che riprende l'inciso, pure perché la canzone è così banale da dire sempre perché che stanno migliaia di canzoni che si chiamano perché e non ero caso, quindi vabbè, fa così. Perché mi sono innamorata di te, che stai facendo senza me, va a capire tutte le minuti se una storia parla di me, che amore ancora senza te, e non voglio mai pensare che tu con nata innamorata ti potessi già spogliare. Brava. Grazie. C'ha una bella voce Emiliana, ragazzi? Bravissima. Abbiamo a Napoli per vantarci la voce di Emiliana, Grazie. Gianni, ma io ho avuto la fortuna, perché poi ogni volta che ci incontriamo noi ci sacci solo come presidente buono, punto. Poi effettivamente non potendo stare sulle cerimonie, sul servizio, non ti avevo mai ascoltato per intero, invece che a gennaio forse siamo stati insieme al battesimo di Ines e mi sono deliziata proprio con lo spettacolo. Gianni, quindi ti volevo fare i complimenti perché state emozionando, coppo palchi con Emiliana Canto non voglio essere reputata. Io sveccia reputazione no, nel senso che ci siamo divertiti. Ci siamo solo una cosa, ci vuoi deliziare invece tu, vuoi omaggiare proprio Gianni Fiorellino ed Emiliana, conosci alcuni petti loro? Ragazzi, voglio dire, allora io sono molto innamorato di tutte le canzoni di Gianni Fiorellino. Oh mamma mia, grazie. No, ma no, perché è presente. Allora io e Gianni chattiamo spesso e lui la sa, conosce a conoscenza della mia stima nei suoi confronti. Io viceversa. Grazie, ma io lo stimo sia come musicista perché voglio dire non si passa annanzi, senza offesa. E poi le canzoni di Gianni, allora c'è una canzone di Gianni, a me piacciono specialmente le ultime degli ultimi 4 anni. Gianni secondo me ha sparato proprio fuoco fuori il balcone, però c'è una canzone che un po' datata di Gianni che io vorrei associare al virus coronavirus e chiamarlo brutta strega. La canzone fa così: quella brutta strega un giorno te la pagherà, perché a Biancaneve una volta perdona, non pensa che presto si pentirà, e allora sarà tardi a tu venire a cercare. Pare cenere giro senza medio cuore che anni a fare tu che va a città per lo grande che mi fatta innamorare. Bella. Mentre per Emiliana invece dei brani cantati da Emiliana, quale c'è? Qualcuno in particolare che ti piace? Che ti dica a fa? A parte c'è mia figlia Fabiana che canta lo stavo dicendo un bacio per tua figlia che so che insomma è una fedelissima. E di là la Giusaid se no scemo. Un bacio. Anche un altro pianista, il bambino vuole suonare una mano lui deve sicuramente sarà un grande il volume perché sennò fanno un casino, capito? Facciamo non ti saccio odiare, che brutta delusione non mi saputo dare, non mi sapeva carezzare, ti me va a cercare, ma ne freva. Si passa una maledizione, si torna insieme a te,
perché non me fa bene un male che fa a me, di cose me ne hai date tu e non me ne pigliate più e mi hai imparato a tanta cattiva come a me, come a te. Bravissimo. La famiglia è mia. Bravo, bravo. Ragazzi, ditemi una cosa invece, voglio chiedervi un'altra cosa, inizio da Gianni Fiorellino proprio. Vai. Gianni, allora tu dovevi partire proprio in questo periodo, ce lo siamo detti che comunque avevi un tour per vari teatri, che sì, addirittura alcuni teatri già erano sold out, che era tutto... Sì, sì, le due date al Trianon e quella al Barone sono tutte sold out. Ovviamente ho congelato le date e saranno spostate in altri giorni con gli stessi biglietti, anzi ne approfitto se posso ribadire questo concetto. La data del Barone la si farà non appena poi i teatri comunicheranno l'apertura e stabiliremo una data, la gente verrà con lo stesso biglietto, stesso posto e si siederà. Il Teatro Trianon, che erano 2 date consecutive, noi faremo la stessa cosa, sceglieremo di quel mese un sabato e una domenica, un venerdì, un sabato e in corrispondenza quelli che ci avevano il biglietto della prima serata andranno nella prima serata futura e di conseguenza i secondi per i secondi, quindi non è cambiato nulla e devo dire che il mio pubblico è un pubblico abbastanza rispettoso delle scelte e anche delle obbligazioni. Non mi ha mai dato un secondo di fastidio, non ha mai messo in dubbio che le date fossero veramente seriamente congelate e aspettano, a una parte su 1200 e un'altra 900 e aspettano tranquillamente che io comunichi le date per poi venirsi a vedere lo spettacolo. Questa è una cosa che mi gratifica perché significa che insomma la gente mi crede e sono veramente contento. Poi avevamo in programma altre date che non ho portato avanti ovviamente perché non era il caso, tante serate organizzate negli alberghi, insomma c'era tutta una storia e ho dei concerti bloccati che non so che fare in estate. Ora vediamo con l'agenzia quello che succederà, se ci daranno i permessi di suonare dal vivo nelle piazze andiamo avanti, altrimenti io mi auguro presto che si possa ritornare anche a suonare nei matrimoni, nelle cerimonie, perché è veramente un disastro. Io sento continuamente Gianluca, il quale mi informa che c'è un flusso di date che sembra tutto quanto trasportato in autunno oppure all'anno prossimo, e questa è una catena enorme, insomma, fatta di cantanti, di wedding, di fotografi, di ristoranti, insomma, è un bordello, è un casino. E quindi a noi ha messo in ginocchio questa crisi, secondo me, più di ogni altro i musicisti, perché ancora più dei ristoratori o dei pizzaioli, eccetera. Il musicista è proprio è l'ultima ruota del carro, perché loro pensano ovviamente che la verità, che l'assembramento che creiamo noi artisti sia la peggiore cosa che può capitare, insomma, è vero. In questa fase. Prima arriviamo a Mattimo Punto. Bravo, Mattimo Punto, giusto. Emiliana, visto che comunque si parla che questi, almeno per gli artisti, addirittura parlano che dei concerti li vogliono far partire da marzo 2021, e la ristorazione si parla che può iniziare il 1° giugno, però comunque sempre non creando assemblamenti, solo fare consegne e quant'altro. Cioè, voi artisti che vivete di questo, ma non parlo solo del lato economico, ma parlo proprio del lato sentimentale, proprio il vostro far di vita che si trasforma e si porta tutto intorno alla musica. Cioè, cosa farete tutto l'anno se noi saremo fermi fino a dicembre con il nostro lavoro? Allora, io sono d'accordo col fatto di cominciare quanto più tardi possibile con le feste in piazza, perché insomma mi sembra anche giusto e doveroso, perché sennò veramente non ne usciamo mai. Però il problema più grande è che secondo me è proprio la categoria spettacolo che è proprio l'ultimo pensiero, perché lo spettacolo è distrazione, è un lusso, è voglio dire, è divertimento. Certo, non oso pensare anche a tutte quelle cerimonie che magari possono ricominciare anche a giugno e magari
ridurre gli invitati, stare separati, non possono ballare, cantando manco pochi, cioè è veramente triste l'idea, almeno per come siamo abituati noi insomma a dare il senso a queste feste. Purtroppo quello che mi preoccupa, al di là degli artisti che magari sicuramente sono più fortunati di coloro che invece lavorano per gli artisti, perché ovviamente i guadagni sono diversi, a me quello che spaventa di più giustamente sono tutte quelle persone che sono indispensabili per noi ma che magari hanno un ruolo più marginale, cioè perché ovviamente non in prima linea, e sono quelle persone che vivono alla giornata, che prendono la cosiddetta giornata e che in realtà non sono solo questi mesi che sono stati persi, ma anche proprio tutto quello che verrà, perché se il mondo ricomincerà a mai buon lui per fare quel minimo di serate, ma io sotto questo profilo non vorrei esprimermi per non essere negativa, però i fatti sono veramente così tanto voglio dire spacciatamente reali che tu a un certo punto dici penso che stanno pure a gusto, insomma mi sono da vicino a casa, perché effettivamente è così. Certo possiamo mantenere il rapporto con i fan, magari creare sempre più contenuti su internet, intrattenerli, magari trovare un minimo di ritorno, anche adesso si guadagna in parte ovviamente anche con i social network, ma è veramente un fatto minimo, e poi che mi dispiacerebbe allo stesso modo perché poi farebbe rimanere indietro, ti ripeto, tutti quei lavoratori che vivono alla giornata e lavorano per noi. Ragazzi, voi avete sentito il fatto, almeno per quello che mi è giunto a me all'orecchio, che molti ristoratori si stanno organizzando, che quando ritorneremo quasi alla normalità, che riprenderanno le cerimonie e quindi da quel punto si vorrà di nuovo cantare e tutto, ma da quello che ho sentito che molti ristoratori non vorranno più gli artisti che arriveranno con tutta quella strumentazione personale, ma si dovranno adeguare sul piano bar che troveranno sul posto. È impensabile. Punto? È impensabile. Facciamo parlare Gianni, che sicuramente tra i tre è quello che ha una band, cioè band riduttivo, nel senso che ma allora noi secondo me ci stiamo dicendo delle cose che sono ipotesi finora, perché noi pensiamo che questo accadrà, ma nessuno ha la certezza che sia questa la strada. Il governo non ha detto che dal 1° giugno si rifanno le comunioni, ma non ha nemmeno detto che non si fanno. Quindi bisogna aspettare che esca quel decreto che prevederà le nuove normative per la ristorazione, di cui io già girando, vedendo, informandomi, perché sono uno curioso, posso invece capire che ci sarà un ripristino, secondo me, e il ripristino partirà non tanto dagli invitati che fanno parte di quella famiglia, ma quanto dalle protezioni sanitarie che dovranno adottare quelli lì che lavorano nei ristoranti. Lascialo un attimo così poi lo vediamo. Gianni, però io dicevo un'altra cosa, al di là che tu dicevi che comunque ancora si devono poi naturalmente organizzare appunto perciò ti dico, questa storia di non portare appresso tutte le dotazioni è una cosa campata totalmente in aria, cioè chi l'ha detto questa cosa? Ma io non l'ho mai sentito. Tu da chi l'hai appresa, Mario? Da qualche ristoratore che dice sicuramente in casa mia non farò arrivare più gli artisti. Ma il ristoratore non è lui. Cioè, se lui vuole fare in casa sua allora alziamo le mani a Fratelli Boys. Ma questo non significa essersi preso cura dell'emergenza, no? Assolutamente. Lui non ha rispettato nessuna regola. Non è un fatto segreto. Okay. Stiamo arrabbiando, ma siamo in onda sull'885. Del personale che lui diceva io non darò più agio ad un artista da arrivare con 10 persone. Vabbè, e io risposi sì, ma se tu mi fai una cerimonia con 200 persone e che arrivano 10 persone di musicisti, voglio dire, cioè, no, vabbè, ma che qui però non c'entra niente il coronavirus, caro problemi di ristoranti. E io personalmente come artista ho avuto non uno ma svariati problemi con vari ristoratori, fino ad arrivare una mattina ad una goccia che fece traboccare tutto il vaso. Mi svegliai un po' storto che la mattina non mi fidavo di essere a nessuno, e ci andò in despese in un ristorante di Torre del Greco e feci una campagna contro a questo, cioè la rivoluzione, non so se ve la ricordate.
la storia di Villa Balca, eccetera. Perché il signore, questo qua sosteneva una cosa che io non ho condiviso. Ciò significa, io non devo venire a comandare in casa tua, nessuno, ma manco a casa mia a venire a comandare. Però non devi assolutamente denigrare senza la conoscenza chi fa questo lavoro è un fame di te, cioè l'eleganza conosci più a sé te, la compostezza e il perbenismo sa più a sé te, cioè non hai capito che ti voglio dire, quindi non significa niente che hai canti canzoni napoletane, i canti raggi pure le canzoni napoletane, ma tu non è che sei a Monte Carlo, sempre qua stai. Purtroppo questo mo ci vuole, è un altro problema serio. Che però non spero c'entra col coronavirus. No, non c'entra. Questa è una cosa a parte. Sì, vero, non c'entra, però non vorrei che anche questo potesse diventare un pretesto per prendere la palla in balzo e con la scusa di limitare magari gli artisti, limitare gli staff, limitare pure che la palla in balzo, perché è vero come dici tu che uno non può comandare in casa degli altri, però ti posso garantire che io magari, non per mancanza di coraggio, ma perché non volevo far succedere veramente una bomba mediatica, ma io per esempio quando mi dovevo sposare, cioè c'è stata una delusione da parte di molti ristoratori e strutture, cioè roba da denuncia, ma non denuncia così in coppa internet alzare il polvere, da denuncia veramente, perché il pregiudizio che c'è sulla musica napoletana è così sottile che varia da un giorno all'altro, se sei Emiliana Cantone quella che è su TV Campane, se sei Emiliana Cantone che ieri stava in coppa a Rai 1, cioè magari sei sempre la stessa, vieni da un altro contesto, c'è gente che ha dovuto cambiare i ristoranti. Questo succederà, non ti preoccupare, non ne fa. Però, perché la gente già tenevo aereo coronavirus, ha avuto la sposteccia di mano, poi sento il ristoratore dice Natale Emiliana Cantone. No, però il peggio il peggio sai qual è? È quando noi in certe strutture che sappiamo benissimo che dicono di non fare gli artisti a seconda della gente e l'artista voi stesso, cioè io ho dovuto cancellare delle date in alcune strutture a Roceva a cantare o fino giorno prima, quindi là non sai se metterti tra virgolette a mettere zizzania, no? Come si suol dire, o a dire non vengo più da sto ristorante e quindi ci vado a perdere io giustamente, o se devi far litigare in quel caso il ristoratore con la cerimonia. Ma questi vanno ad autoesclusione, non ti preoccupare, non ci sia bisogno che ci litighiamo noi, si autoescludono. Perché mo che lì là che volevano fare i super, il primo ostacolo che c'hanno da superare sono i prezzi. No, sui prezzi, cominciamo a lasciare pochi prezzi questi ristoranti, perché tu non puoi che o Fiorai te le ha fatto tu e che se te le ha fatto tu, gli cantando un anno a venire, non poco decidono pure e spuse con loro sanno a mettere vestiti, cominciamo mo devi pagare le pene, perché allora il lavoro non deve mancare a nessuno, tutti hanno diritto a svolgere il proprio lavoro. Se io vengo in un ristorante e ti rompo una mattonella e ti rompo una boiserie di legno, allora tu puoi parlare. Finché questo non accade e sta arrivando gente con la dignità e con insomma, Mario, non è bello quando ti senti dire da sul ristorante un po' ma chi si? Ma che titolo dire per dire una cosa che tu tutta corsi di un perché poi si può somministrare le bevande e fai un ristoratore e tanto di cappelle e faghi, non entrare nel merito dei musicisti, non entrare nel merito dei cantanti, perché una cosa. E se ci vuoi entrare vai a leggere chi sono, che hanno fatto, rovenano, perché Paolo quelli là che loro fanno là, allora ti dico io perché una volta ho avuto questa esperienza e va bene così, dopodiché quelli vanno ad autoeliminazione, non pensate proprio, capito? Questo è quello che dico io. La mia. Io sono convinto, a parte molti impegni che mi erano stati spostati a settembre e ottobre, me li hanno rispostati a maggio-giugno. Io penso che a giugno apro le comunioni di martedì, mercoledì e giovedì. Dopo la crisi che c'è stata, che c'è, voglio dire, se a me se non contesti ci fanno cantare l'anno prossimo, però sono positivo. Io credo che in ristorante per la fama che c'è stata fanno tra pure giglie. Allora, quindi voglio dire, secondo me non avranno nulla da appellarsi. E Gigi, che bella, festa e Gigi non si fa, di fronte a casa mia. C'è una tradizione napoletana. Mi tengono un sacco di canzoni con Gigi. Sì. Allora ragazzi, fermiamoci solo giusto per 10 secondi, perché se Andrea dalla regia è pronto, mandiamo giusti questi 10 secondi di pubblicità
e ritorniamo subito in diretta quando la regia mi dirà che è pronta. Naturalmente noi ci fermiamo giusto perché voglio ringraziare la Baby Boss Corso Secondigliano 284 da 0 ai 16 anni per i vostri bambini, approfittando che Gianni ne ha 2, puoi anche ordinare online senza muoverti da casa. Ma e lo so, vendono di tutto per i tuoi bambini. È un'azienda che ho pubblicato sulle mie pagine, che in quest'ultima settimana mi sono proposto e offerto per le aziende, loro completamente gratuito, e questa azienda qua mi ha mandato il suo coso che ho postato, insomma, la foto. E allora mandiamo subito la pubblicità, ce la guardiamo, vai. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Già ritornati? Perché dura proprio 10 secondi la pubblicità. Ah, ok. No, volevo stranicchiare un attimo perché io sto seduta su uno sgabello, non sulla sedia comoda. Su una sedia comoda. Come mai non ti sei usata su una sedia comoda? E perché questo è più perché lo smasiello pane puparuol della quarantena, capito? Sono costretta e per l'auricolare e per la luce di stare più alta. Vabbè, ma non è un problema, è durato troppo poco. Allora, con la scusa che ti devi giustamente mettere dritta perché ci devi cantare una bella canzone a cappello, sempre e canta pure, così noi ci deliziamo con la tua bella voce. No, vabbè, ma va bene così seduta, non ti preoccupare. Devo cantare, adesso è serio, non ho capito la richiesta, se era seria. No, è seria la richiesta, devi cantare. E allora, uno così. Non voglio amarti ancora perché non sono sicura, sono asciutta poca una storia e ancora un presto per mi innamorare, per mi restiamo compagni e poi rimane chissà, lasciamo tutto al destino perché sull'issa sa la verità e non fa che la faccia di me che non mi tenta. Poi voglio l'applauso. Grande Emi. Io per cielo, ma lancio giusto le cose così, però io ripeto quello che già avevo detto prima, che siete due belle voci. Secondo me un pezzo in coppia va studiato. Ma se non nasciamo da quarantena, ma avrà Rosa. Dobbiamo innanzitutto chiedere a Conte. Se Conte dice sì, allora bisogna ragionare sui progetti. Se l'uomo del Conte dice sì, dobbiamo dire se l'uomo del Conte dice sì. Bravo, ma in tutto questo penso che in tutta questa crisi l'unico ad avere avuto successo e popolarità è stato proprio Conte, che ha fatto proprio i fans. Non so se siete d'accordo, ma è stato l'uomo del momento. Anche è De Luca, il presidente della regione. Sì, però diciamo in Italia, nel mondo, no? Perché poi come si chiama? I capi di Stato si confrontano tra di loro, magari sacci pure chi era Francia che non mi interessavo, quindi piuttosto Conte è quello che ha fatto più furore, capito con me? Gianni, bello. Mi devi deliziare, già sai il brano che a me piacciono tutte le tue canzoni, però sì, sai che ce ne sono due in particolare. E quali sono? A ricordamento, Maria? Qual è? Interno 23 il tuo, no? No. E qual è? Dimmi. Guarda che questa canzone che io ti sto chiedendo è un brano che a me mette brividi, perché è un brano che piaceva tanto a un amico che è scomparso. E lui la cantava sempre questa canzone. Gianni Nani la conosceva, la stava cantando prima della diretta. Gianni Nani come fa? È un pezzo vecchio. Sì. Parlami te, questa qui? Ok. Parlami te. Non mi ricordo il testo però. Al nuovo fidanzato che mi hai raccontato io tempi ancora quando io tanti passi con sua sta via
ci pensa una serata, distrugge innamorata, l'amore non si muore, è che sta verità. A cinema, ma sa me come brava famiglia, mi taglio nell'anima. Ne farò questi mezzi parole, a che le faccio cagare per cuore, non sai frate devo fare. A cinema, devo da vietti ricordi più belli di fame che lacrime. Quando mi faccio racconto me ma mi sento inutile, ma che forza innamorare così non ci diventa me. Grande maestro, Hai fatto una coppa. io a dire una Come se cosa, non bastasse. Mario, io volevo farti ascoltare una canzone che mio figlio c'ha il tamburo. Più che altro per i vicini, c'ho vattene stasera. Allora, Mario, io ti volevo far ascoltare una canzone che mi ha scritto Gianni Fiorellino tanti anni fa. Bravo. E questa canzone mi ha fatto fare successo in Sicilia. Ascoltiamola allora. Allora, è questa qui. Non so se si sa, ricordo Giovanna, però. Bella. Leva le bacchette. Mentre calo sola le vedo scure che sta vita mia, mentre nasce la luce fa voce io mi assetto in terra, marcio a piedi fritto e sti cuore triste che posso curare chiama sulla te. Si trova a suo modo per far capire quello che si per me. Si trova a sta strada la purezza ancora per venire a te. Sono sicuro che muore, si prima di male non ti fai vedere. Che sti porte chiuse fanno troppo male a chi ti vuole capire. Non è una storia da dimenticare, in 2 minuti il cuore non si può dare. Ti ho dato cose che per tutta vita, adesso una volta non può tornare. Ma resta ancora tante che cose, per ti far capire che non posso così. Lontana a me, il nostro amore è come una farfalla, apertoliana ancora ed è volato via e mi ha lasciato una ferita che nemmeno tempo può cancellare, perché chi trema soffre e ancora e che lontana di non ci vede sta, sono soltanto Ma che anno era questo? Che anno era? Gianni, questa me l'hai fatta era il 99-2000, dopo il Festival di Napoli. Beh, è venuta a mente una canzone, mi te la ci copiare. Bravo, è il nome è la mano. Allora, ragazzi, che li bacchettello, che dici? no, devo dire che noi Come vogliamo fare? Si sente tale e quale? Giovanni, fallo venire vicino per un po'. No, infatti volevo dire, capito? Gianni, io stavo ridendo perché a un certo mi è venuto da ridere perché giustamente perché la sottotendenza chi per tu c'è chi però vabbè. No, non piangere. un certo concetto ma lo sta accompagnando subito capisco Giovanni era miso click. No, era il mio figlio con tambura su. È tempista comunque. Sì, suonavo. Fallo allora, suonare. adesso invece, siccome a parte un pubblico molto giovanile che vi segue da diversi anni, però voi siete 2 artisti che siete anche stimati tanto dalle persone, voglio dire con qualche annetto in più, specialmente perché lo siete sicuramente, e io lo so per certo, molto bravi nel cantare anche la classica napoletana. Quindi io vi lascio iniziando da Emiliana, poi andiamo a Fiorellino e poi andiamo a Nani, fatevi un giro di quello che volete di un pezzo classico. Fate proprio una botta e risposta, fate quello che volete, vai, regaliamo questo momento al pubblico. Comincio io, ma sicuramente non ci troviamo con le tonalità, quindi ognuno canta. Ognuno canta il pezzo proprio, quello che vuole. Ok.
rimane vorrei amarti stasera, lontano non resiste più, dice che c'è rimasto solo mare, che io stesse prima che il mare blu. Monastero Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro, ma perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me, fontanelle Capemonte, che sto cuore mi si schianta, quando sente la gente che si è fatta malamente, sto paese, ma perché? No, non è vero, no, non ci credo, amore, questa smania torna a Napoli, ma che già fa, mi fa paura e ci torna. Ce l'ho poco a lungo fatto. Bella. Vabbè. Si bemolle. Si bemolle. No, e poi lo sai cos'è? La strofa, ti ho paura che dievamo proprio stella, capito? Allora sono partita comoda. Ce l'hai la voce, puoi scavalcare quante scale vuoi tu. Vabbè. Vai Fiorellino, adesso è Io? Ok. Che già fai? Gide gela sta compagna vostra, c'è perduto su mia fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia in ciò volesse dicere, ma non ci faccio dire. Ah, voglio bene, voglio bene assai, dici in cielo che non mi scordo mai, una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima, non mi fa grazie. Grande Gianni. Pensavo stavi partendo tu. Ah no, ha fatto io. Certo non stavo parlando, infatti credevo che stavo partendo. Segretamente ti senti in tuo cuore, ma tu posso dire tutti i momenti che c'è sto pensiero non ti fa capire, ma pure il sonno brutalmente su cuore a morte. Segretamente ti voglio tanto bene e tutto sì per me. Bella. Bravo. Bella. Quello che stiamo facendo Bella, Già. la diretta, che io la sto facendo con 3 belle voci, poco tempo fa in una trasmissione nazionale, voi conoscete sicuramente il grande Red Ronnie, che comunque è uno dei grandi del settore del panorama artistico. Lui diceva che non era tanto d'accordo, in quanto anche gli
artisti nazionali, anche gli artisti nazionali ed internazionali stanno facendo questa sorta di programmi così via Skype e stanno vendendo la propria arte così gratuitamente al pubblico. Lui non era d'accordo su questo. Voi come la pensate tutto questo? Chi parla per primo? Vai, vai. No, quando parla uno del settore distinto dice ma forse non voglio vero, cioè nel senso lui diceva ci stiamo, forse non mi viene il termine, però tipo voleva dire ci stiamo un po' troppo svendendo, nel senso che stiamo dando tutto alla gente e stiamo vendendo il nostro talento e rischiamo magari di non avere meno seguito, però magari di spenderci tutto in mezzo alla piazza, si dice a Napoli. Quindi quando lo disse forse dissi può essere, però poi non sono d'accordo perché il talento secondo me è come beni culturali, è di tutti, appartiene a tutti, è come il mare, è come il sole, insomma queste cose qua. Poi è normale, ognuno sceglie il modo in cui vuole vendersi, perché ad oggi i social sono diventate le nostre televisioni, le nostre piattaforme, quindi ognuno sceglie il modo di proporsi, di vendersi e anche di non svalutarsi, perché da una parte è vero, magari in questo periodo dove abbiamo voluto scherzare, abbiamo cucinato, abbiamo cantato, però comunque fino a un certo punto bisogna stare anche attenti a non perdere un po' quell'aplomb e quella professionalità che per quanto uno vuole essere simpatica, alla mano, così, però secondo me non dobbiamo togliere l'attenzione da quello che è poi l'artista, che deve secondo me sempre un po' riservarsi, non so come la pensate, però un po' è così, almeno io così faccio. Però io penso che il talento è di tutti, se posso io do il mio talento agli altri e per gli altri io intendo i miei fan, perché poi del resto ognuno sceglie di ascoltarti e meno. Non è che stai a canale 5 e dice no voglio sentire più a questo. Brava. La gente sceglie. No, allora io in parte sono d'accordo con lui, cioè nel senso le dirette che noi facciamo, quello che ci proviamo a fare attraverso le nostre pagine è un po' il racconto quotidiano di quello che viviamo, no? E ormai c'è questo mood e va bene così, perché ma non è adesso, insomma è da un po' di anni che si tira avanti così e va benissimo. Però noto anche che qualcuno vuole azzardare, facendo una cosa secondo me improponibile, di sostituire gli spettacoli dal vivo virtualmente. Ed è una cosa che non sta nel cielo, cioè no, perché la musica è fatta di tante cose, di un'energia che viene trasformata attraverso le pressioni sonore, no? Quindi quando tu vai a sentire uno spettacolo, quando l'impianto è brutto tu te ne accorgi, non ti piace. Quando l'impianto è bello ti piace, perché sono le pressioni sonore positive, belle, no? Che ti arrivano fisicamente. Diceva anche questo, diciamo, lui diceva questo. No, ma questa è giustissimo, ha ragione lui. Non puoi sostituirlo con un telefonino e gli iPod, è qualcosa è una violenza che fai agli scenografico, no? È una violenza che fai agli allestimenti scenotecnici. È come se ti vedessi, che ne so, la Tosca a posto di aprire al San Carlo alla Scala, te la puoi vedere registrata, ma vivere il teatro è nato fa. Quindi su quello io sono d'accordissimo con lui. Su altre cose no, perché chi vuole allontanare la musica dai social e dai media non ha intenzione di renderla commerciale oggi, perché quella è la fonte primaria di un business, è semplicemente il social oggi, e poi arrivano dopo le radio e poi arrivano le televisioni che sono le più danneggiate. Le televisioni private, io con questo mi complimento, ne approfitto per complimentarmi col gruppo di Marigliano, perché hanno tenacia. Non è più facile fare televisione libera, no? Perché ormai attraverso il nostro cellulare alla gente non gli interessa la qualità, se tu ci fai caso, perché io mi metto così, mi metti come mi metto, sono sempre quelli, cioè nessuno mi dice come se pareva brutto telefonino tu, per esempio. Invece quando vai in televisione ti si accorta le luci, a se si sgrana, a se così, è nato cioè è la magia, è come il libro digitale. Ma io non lo comprerei mai un libro su iBook, magari. Io già non leggo, ma se leggessi io vado a trovare una libreria, perché un respiro la carta è nata cosa, capito? Cioè, non lo so, io la vedo così, ci sono delle cose che storicamente non possono cambiare, secondo me. Bravo, vero. No, è così. Allora, io sono d'accordo con Gianni Fiorellino, però io vorrei dare semplicemente una semplice spiegazione a quello che fanno gli artisti. Si fanno le dirette
in questo periodo anche forse un numero maggiore di dirette, ma proprio per dare affetto. Cioè l'artista non è solo quella cosa digitale, come dice Gianni, l'artista è che la persona che vive, respira, che il pubblico ama, e che in questo momento l'artista viene in casa tua a dire, con la propria musica, con un saluto, con un abbraccio virtuale, con una cosa, a dire ragazzi noi stiamo qua. Per carità, è giustissimo, perché la qualità che dai sul cellulare, ecco Gianni, per esempio l'audiobook, no? Cioè io non potessi mai pensare che mi accattano un libro che me lo leggesse per me, perché bravo. Cioè, non l'accetta. A meno che non hai un disagio e quindi sei non vedente, e quello ti aiuta. E quello ti aiuta. Ma è un aiuto se ti se non il discorso delle dirette, anche a me qualche volta capita di fare la cretinata in diretta, oppure di fare il TikTok. C'è qualcuno che ha detto che praticamente siamo diventati pagliacci. Io credo che stiamo soltanto divertendoci con il TikTok, perché lo fanno anche gli artisti a livello nazionale che non sono meglio noi. Però io credo che è solo un fatto di stare insieme al pubblico e di non fare, proprio di scemare questa cosa e dice chi sa pensa, perché stiamo qua, stiamo vicino a buia. Gianni Ferellini, Emiliana Cantoni, altri artisti stanno tutti ora, gente che sta facendo addirittura gioco, non cosa è città, sta gente a casa che sta giocando a nome cosa è città che cantare. Mario Guida, no, perché è presente, ma ha imparato a fare cucinare, perché tutto quello che fa lui lo faccio, cioè sta a parodica non ci può pensare, è industriata. Però voglio dire, è un modo per stare vicino alle persone, che poi devono essere dette a bambera determinate situazioni, vogliono criticare e criticateci. No, guarda, allora io ti dico una cosa, io ad esempio ho scoperto Gianni Emiliana, in questo periodo a me è piaciuto sempre cucinare, io ho cucinato sempre, quanti artisti sono stati a mangiare a casa mia, ho cucinato per tanti di loro, però in questo periodo che io mi sono messo quasi per scherzo, perché ho iniziato con la solidarietà, cioè ho iniziato il 9 marzo a fare la solidarietà creando una posta pay, dove a un certo punto la gente, ho visto che io facevo le dirette da Facebook e mi guardavano 1000 persone, 1100 persone, e Gianni Nani me ne è testimone. Certo. Abbiamo iniziato a fare questa raccolta fondi dove la gente versava dei soldi su questa posta pay e noi abbiamo iniziato a fare delle spese, abbiamo mandato i pacchi alle famiglie che ne avevano bisogno. Poi da lì mi sono spostato sulla cucina e vi posso dire che addirittura ci sono persone che mi hanno scritto: guarda, io non ti conoscevo sotto queste vesti, ti conoscevo come presentatore. Addirittura qualcuno mi ha scritto pure: ti posso dire che mi eri antipatico e mi sono ricreduto. Qualcuno che mi scrive in privato e dice: io vivo sola e sei stato la mia compagnia per questa quarantena. Cioè mi ritrovo messaggi di tutto e di più. Allora io dico, ecco, come diceva Gianni Nani, anche io mi scherzo, faccio il tiramisù, mi metto a fare TikTok, ma non è che noi stiamo perdendo, non siamo pagliati a capo, o perché la quarantena ci stesse facendo in tilt. No, io come ero prima della quarantena lo sono adesso, la pazienza che avevo prima ce l'ho adesso, l'educazione e il rispetto per il pubblico, voglio dire, per il prossimo è rimasta uguale, ma uno lo sta facendo proprio perché quando io mi ritrovo a fare una diretta su Facebook, ragazzi, e io non sono un artista come voi che avete migliaia e migliaia di follower, ma sono un presentatore, sono un organizzatore, però mi ritrovo che faccio una diretta per una cretinata e mi trovo a fare un tiramisù e guardo e vedo 700 persone in dirette collegate con me, e allora che ben venga la cosa, la gente forse sta scoprendo pure quella parte di noi che forse non sapeva, ci vedeva solo lì come personaggio, ci siamo etichettati ed ecco qualcuno poteva dire come mi è antipatico Kill. Molte persone si stanno ricredendo su tanti artisti, anche se tanti però stanno trascendendo, perché io vedo pure delle dirette che per me non stanno bene, ma non sto io a giudicare, perché intanto quelle persone vanno seguite, prendono i follower, non lo so se funzionano su fatti questi follower, ma io se dovrei fare una diretta così non la farei, però ognuno è libero di fare quello che vuole, ma i social ci hanno avvicinato molto di più alle persone e le persone hanno imparato a conoscere Emiliana Cantone, a conoscere Gianni Fiorellino,
a conoscere Gianni Nani anche nel personale, e questa cosa alla gente sta piacendo. Mario, però secondo me, come tutte le cose grandi, cioè grandi mi intendo mondiali, come possono essere i social, per quanto mi riguarda c'è sempre uno spaccato di pensiero, perché al di là della quarantena, che è giusto, che adesso tutto fa brodo, anche le cazzate, parliamoci chiaro, però il problema sai qual è? Che su internet, cioè internet è diventato un motore di distrazione, cioè ha sostituito il gossip sia della televisione che del giornale, perché il problema che vivo anche sulla mia pelle, tra virgolette, è che un artista magari bravo, talentuoso, tante qualità, sicuramente attecchisce di più se si mette a cucinare rispetto al fatto di cantare. Ti parlo sulla mia pelle, cioè io se metto un piatto a roba già di 50 ricette e procedimenti, o piuttosto se io metto una fotografia della mia gravidanza o social rispetto a come quando io voglio dire una notizia che lancia un mio singolo. Quindi questo che ti fa capire che la gente vuole la tua quotidianità, la tua vita privata, e questo sminuisce però l'artista stesso, perché sicuramente io che faccio l'artista e vorrei essere seguita o magari fare tendenza per la canzone, perché come ho fatto belli che lo video, ti dico che se mi metto lì e racconto il polpettone che ho fatto stasera, la gente mi rimane in diretta perché vuole la spensieratezza, il gossip. Capito? Stasera hai fatto il polpettone? La fatta mio marito, perché chi lo bimbi sta facendo i guai, no bimbo o bimbi. Ah, o bimbi, Fiorelli si è comprato il bimbi, il marito di Emiliana sta cucinando di tutto e di più. Ma poi ma poi bravo, sì, perché là viene mettere sugli ingredienti. A leggere. Però mio marito ci vuole l'abilità pure a cucinare i bimbi, vero? Però la cosa anche grave, anche a fare certi tipi di dirette ci vuole coraggio, là è coraggio, non è abilità. Come diceva Mario. Però per esempio il problema del bimbo è che tu vai là, metti gli ingredienti e poi alla fine ne letti per 6 persone, per 4 persone, e quindi fai un mangi, e quello è il problema. Vabbè, comunque però, ragazzi, il cibo è la migliore cosa e sta da fare. Cerchiamo però dai social di approfittare della forza, cioè i social sono una forza inestimabile, perché riesci ad entrare e penetrare in ogni punto del pianeta allo stesso momento e contemporaneamente, è bellissimo. Però cosa trasmettiamo? Trasmettiamo la verità, quindi ok, Emiliana fa le sue cose durante la giornata, posta una foto dell'ecografia meravigliosa, bellissimo. Io e i miei figli, benissimo. Gianni Nani, perché si è accattato gli occhiali nuovi, ok, per esempio, vado per assurdo. Mario cucina bene, ok, però la base di tutti questi aspetti che poi non riguardano la musica, qual è? Perché io dentro di me, quando faccio una diretta, svelo un mio modo di fare, che non è un trucco, è semplicemente un modo di fare. Quando faccio una diretta, o un po' prima o un po' dopo, c'è sempre un motivo per cui l'ho fatta. Cioè, non è che rimane a mattina l'11:30 belle buone piglie e faccia la diretta. Cerco sempre di strumentalizzarla, sempre di farla diventare qualche cosa di diverso rispetto a quella volta scorsa. Perché è inutile bombardare, secondo me, la gente della stessa notizia più volte. È inutile, perché tanto resta comunque in rete, se va accettanata volta, se è interessata a vedere la stessa cosa dell'altra volta. Quindi parliamo domani e che? Creiamoci delle argomentazioni, no? Pure dei contenuti anche banali, anche quotidiani. Parliamo delle candele, ok, le candele. Bene, partiamo dalle candele e poi sempre arriviamo a Reto Pianoforte a cantare una canzone. Qui perché? Perché questo è come, secondo me, andrebbero fatte tutte le cose quando uno è artista, no? Quando tiene da vedere, perché non è che non tenim niente da vedere. Io se esco domani mattina e dico una cosa che sia in misura ridotta o in ampia misura, c'è qualcuno che quella notizia l'ha recepita, va bene? Quindi già sta accorto a come mi pongo, a quello che dico, perché ci vogliono 5 minuti per distruggere un castello, no? per fare un guaio involontario. Allora, quando un artista duri nel tempo, se fai così, se adotti questo sistema del pensare prima di fare, tu duri nel tempo, perché non è sempre valida la formula che
se boom da bang, no, non è sempre valida questa formula. Cioè, o basta che se ne parli, cioè questa è una cosa assurda per me, né bene né male, no, non è la stessa cosa, ma né bene né male. È assurdo, è tutto. No, è assurdo, capi? Cioè, io vedo un sacco di corona, ma no virus, proprio Corona Fabrizio, delle brutte copie di Corona, vedo, capito? Idem. Che Corona è un folle, lo sanno tutti, eppure lui stessa quando teneva un anno. Però gli altri non saranno mai Corona, nessun altro sarà Corona. Cioè, Corona ha inventato quel tipo di comunicazione, ma su se stesso, perché lui già è lui così. Quindi tutte le cagate che ha fatto lui durante la sua vita le mette in scena, le recita, i voti, gira e fa. Cioè, sicuramente non è un bellissimo modello da seguire. Tutti i rispetti, perché non voglio giudicare. Però è la sua verità, non è artefatto. Cioè, lui è lui. No, dico per quelli, per i suoi seguaci, diciamo così. Sicuramente rispetto a un dottore, se vuoi emulare un dottore, mal che vada, sta facendo una cosa buona. Ma se tu emuli magari un personaggio che ovviamente per la società, ma per cioè effettivamente, no, perché uno vuole giudicare la vita di un altro, ma se effettivamente quella persona che magari ha dei precedenti, pregiudizi, perché realmente esistono, io mi riguarderei io capisco pure certi artisti, Mario, me l'hai lanciata e te la rimando, capisco pure certi artisti che cercano di darsi da fare per creare quanta più popolarità possibile intorno a loro, per poi produrre dei frutti, e mi sta bene, va bene così. Ma c'è un segreto che è semplicissimo, cioè l'artista fa successo con un solo ingrediente, con la canzone. È la cosa più semplice da fare. Insomma, perché lei la canzone è la cosa più semplice da pensare. Per un cantante il suo segreto non è fare un omicidio e uscire su tutti i giornali. Cioè, il segreto di un cantante è la sua canzone, perché io quando oggi venuto a diretta in un cantante, che mi resta in mente? La canzone sua, io devo cantare di quel cantante, non lo chiamo per mi far pigliare per culo, io lo chiamo per farmi cantare una canzone. E allora facciamo una cosa, se canzoni sono brutte, può fare quello che puoi tu, non sarai mai un artista di successo, perché il successo negli anni si custodisce e si fa crescere. Che canzone? Io faccio i miei spettacoli che durano 3 ore, non c'è stata una canzone che quelli che sono venuti, non quelli che non sono venuti, che non conoscono, sono 3 ore di musica, 30 canzoni, e sono 30 canzoni di successo, perché sono 20 anni che mi sforzo a fare i pezzi belli. Non so se ci riesco, però la mia massima energia, il sacrificio, mettere in le canzoni. È là che sa da fare, sa da investire. Bravo. E allora Gianni, mettilo adesso, e questa diretta deve rimanere in mente, deve restare in mente alle persone, perché hai cantato una bella canzone. Quale ci fai ascoltare? Pezzo che non volevo cantare con Manu Strunz, poi mi sono convinto e l'ho cantato. Voglio parlare con te senza telefonare, da già me ne avvicini, o posso uscire tu perché da già guardare sotto un quarto luna, non voglio sbagliare più, forse hai ragione tu, di che ci posso fare se il cuore se ne va, quindi male pensieri, però sei pure tu. Che non mi può capire, volesse sapere a te, se fosse come a me, non sai che male fai, se non ti può guardare, voglio parlare con te, non si può mai sapere, ti cerchi scusa ancora, si sono gelose te. Bravo, e poi di questa puntata resterà anche in mente la bella voce di Emiliana che ci fa ascoltare una canzone. No, guarda, io pensando a Gianni, che poi non so per quale motivo non voleva cantare sta canzone, non l'ha schiappata manchi per mano, se no te la toglievo volentieri. Me la portò qui, certi dice, ma non so, c'aveva delle strofe diverse, un ritornello era dice, ma non sai, mia moglie mi convinceva.
No, a proposito di questa cosa, non che io non volevo cantare la prossima canzone perché è una canzone di Maria Nazionale, Storie Piccerelle, però mi è venuto in mente l'aneddoto di Gianni, e che quando è successa veramente una cosa, cioè quando è cosa non succede, no? Che succede? Quando non succede, è successo che sul matrimonio di Tony Colombo Maria Nazionale mi passò sto microfono e s'arruvutai, ma letteralmente, perché diciamo che un po' di esperienza ce l'ho e avverto sulla mia pelle cosa succede quando un brano piace. Insomma, quasi sono stata costretta a cantare questa canzone, ma io non volevo cantarla perché mi creavo il problema, visto che negli anni la fatalità aveva voluto che io più volte avevo inciso un pezzo di Maria Nazionale con i Mr. Hyde, con la pinna di Radio DJ, quindi mi sembrava un fatto di dire, cioè, povera Maria è una persecuzione, come se non sapesse che sta andando, però io non ho potuto fare almeno, e anche a distanza di mesi, quando è uscita nel mio piccolo ha spopolato, ed è la Storia Piccerelle, quindi song e storia piccerelle che diventano importanti, era niente, Topolini è diventato un gigante, che la notte tutte e due in una macchina rubata, uno stereo che suonava disperato, una canzone innamorata. Non voglio prendermi nessun merito perché era già un grandissimo successo, però effettivamente però c'è da dire una cosa. C'è da dire una cosa, credo che Gianni Fiorellino, che è veramente tecnicamente stiamo parlando di una persona che conosce veramente la materia. Cantare una cover di un'altra cantante ci vuole molta responsabilità e coraggio, perché a Napoli è da sempre che si canta ipocrisia, la cantano tutto quanto, ma nessuna canta. Non sacci una canzone. Cantare questa canzone da parte tua è stata una grande responsabilità, perché cantare questo brano ai livelli di Maria Nazionale, Gianni credo che mi possa... No, non è che è difficile, è che sono dei pezzi esemplari, capito? Quindi è difficile rifarli. Come quando uno si rifà a Mina, tu ci posso fare pure meglio. Ma Mina nessuno mai ha sparato. No, poi... Stava mano a Maria Nazionale e le saputo sparare. Grazie, poi per me è stato difficile perché quella canzone, tra l'altro, per me è come se fosse un duetto, no? Perché c'erano quelle voci fuori campo, maschili, è stato difficile, quindi io mi sono anche azzardata e mi sono presa la responsabilità magari di non farla piacere, anche perché la gente si era presa quel ritornello e basta. Il problema è che strofe erano impegnative e abbastanza pesanti, quindi la mia paura era: io ma faccio sta canzone, la gente va a bazzi poi ritornello, ma si spasteri e aspetta che arrivo, cioè, non pensavo. Invece posso vantare di dire che tra i giovani, sicuramente, no? Tra i giovani ho portato lo stesso successo di Maria, non me ne voglia, in scala dei piccoli e dei giovani fan, allo stesso modo di cui lei tantissimi anni fa l'ha portata a successo e ancora adesso l'hai ripopolarizzata. Per i giovani, per i bambini. Hai fatto fare un videoclip che è eccellente. Cioè, a me piace tantissimo quella storia di quei due ragazzini. Cioè, mi piace tanto. Hai fatto un bel videoclip anche. Cioè, l'hai zeccata. Ma poi sai che volevo continuate questo discorso, giusto 10 secondi, continuiamo questo discorso, la regia è pronta, mi rimanda ancora Baby Boss, corso straordinario e ritorniamo subito in diretta. Prego regia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, mi dicevi? Stavo dicendo, a proposito del videoclip, pure io già bene, solo che mio marito non può mai sentire. Comunque volevo dire, a proposito del videoclip, sai perché mi piace che hai sottolineato questa cosa dei ragazzi? Perché io volevo mettere in atto anche, diciamo, come la similitudine, l'aforisma della macchina rubata. Non è che Maria Nazionale facevo furt, rubava una macchina e faceva una mora. Macchina rubata. Io c'ho un dubbio però. Io tengo un dubbio, sai? Perché no, ho un dubbio sul senso. Tu dici? La già chiederando. Perché però, credo che chi l'ha rubato non sta vicino alla macchina. Che la sera, come rindà una macchina, lui ha rubato. Ci hanno rubato a scena da che la macchina.
che la notte tutti e due rindano una macchina rubata. Non credo che stia vicino a rubato, vicino alla macchina, stia il momento rubato in macchina. Secondo me. Non che la notte, era che la notte ha rubato. Burrate che devi capire. No, ma infatti io l'avevo presa. Non sono convinto. No. Notte, tutte e due rindano rubate. È difficile che metteva in un'immagine così tenera la macchina rubata. Allora io ho voluto però chi la caci bello quindi potesse essere che la mise. non è buona casa Buri, ma è una brava persona e non penso non è buono nel senso non è buono nel senso è all'improvviso diventa di grande poesia. Non a capo non è buono, meno male, perché i più grandi artisti, i più grandi talenti non hanno sta buona capo, se no non voglio dire. Però dicevo, fondamentalmente pensando alla persona che è, non ne è manco potuto fare un esploit del genere, capito? Però vedi, se ero io il musicista, Cantantoni, dicevando, se è come dico io facevo spostare che l'ha rubato. Perché anche a me a prima kit mi pare la macchina rubata. Però io nel video ho voluto sottolineare che in un momento... Non ti sento, Mario, scusami. Dicevo, c'è un brano classico napoletano che, se vi ricordate bene, pure in quel brano nacque un pripro qua, ed era quello che faceva tu dico zitto, che si allucca gente, non capisce niente, posso sentire. Molte persone si allucca gente, invece a gente che mi sente, cioè anche lì lo stesso problema di questo brano. Bisogna capire il momento di quello che si sta dicendo, però le persone possono intendere. Vabbè, comunque io ho riprodotto il fatto di dire proprio maccheronicamente e cercare di smussare un po' quel termine che pareva macchina rubata, perché poi dopo quel video vedrei come si è scaricato. Insomma, il momento ha rubato rindana macchina, cioè di una passione proprio fuoco a mare, che insomma non si può placare. La prima cosa che vita rapamata diventa il film quello. Tutta che sta rubata. Il momento, adesso entro nel personale perché la gente vuole anche scoprire, al di là dell'artista, di un personaggio. Ad esempio, il momento arrubato di Gianni Fiorellino con la moglie, qual è stato? Il momento un passaggio di sigarette ce la savamo. No, sono da roba. Chi l'ha fatto frate di lui? Ti ricordi? Passaggio, no, perché me ne mente un passaggio sono frasi che ti rimangono. A bere ho bevuto, si vuole un po' di cioccolato da lungo, non sto a dire. Ti ringrazio, ma mi sente manco mio marito che tengo sede, mi stavo proprio seguendo. Aiuto. Allora, mia moglie è stato, diciamo, no, ci sono stati un po' di momenti. Dunque, il primo sicuramente quando l'ho conosciuta la prima volta, perché l'ho vista al compleanno del padre. Stiamo pure allora, mannaggia. Stavi pure tu, non mi ricordo. Al BBC, certo. È che la sera là, io non la conoscevo prima, in quel periodo... HBC, scusami, BBC. No, BBC. Ma si chiama BBC. In quel periodo D'Agostino lavorava con me, diciamo, quasi 12 ore al giorno, perché avevamo tanti dischi da fare. E mi invitò al suo compleanno e io al suo compleanno ero suo, e così incontrai Melania, che non conoscevo di persona, l'avevo sentita al telefono sempre attraverso il padre, però ma mai vista prima, perché poi viveva a Latina e io a Latina non diceva mai, non avevo tutta questa confidenza, no, con la famiglia di Enzo, e niente, là io mi sono persi totalmente i sei. Ma là io, cioè, volevo che la mia storia d'amore nascesse in quel momento là, proprio là, si consumasse lì proprio, e capì? Quindi diciamo, il tuo momento rubato è stato il compleanno del papà di tua moglie. Sì, ma non ci siamo baciati, non abbiamo fatto niente. Rubato nel senso, proprio sai, gli sguardi, le cose, che è essa che si è rubato il cuore mio da quel momento. Quello è stato il primo furto che mi ha fatto. Mamma mia! Poi tua moglie lanciare dei cuori, dei fiori, qualcosa in questo momento per quello che hai detto, tranne le scarpe. Ma mia moglie è abituata, perché io lo dico tutti i giorni. Poi c'è stato un altro momento che lei lavorava in uno studio medico a Roma, che assisteva questo medico importante di Roma, questo chirurgo, e io andavo là per svariate occasioni, sempre inerenti, diciamo, al suo lavoro, qualche trattamento, qualche cosa, però ovviamente io prima di lei, questi trattamenti, non sapevo manco come si faceva, cominciavamo a curare tutto assieme e volevo sempre correre là, quando poi
quando poi mi portò a visitare una parte di quello studio che era appena inaugurata, era tutta d'acciaio, una sala, no? Una sala dove fanno anche interventi chirurgici, e la marrubaia come ne ho venuto metri scuro, non si stava dicendo ci sono stati tanti bei momenti, rubato. No, è già rubato, proprio niente, fatto a me spontaneo, anzi Enzo voleva affrettare i tempi e io giustamente ci andavo coi piedi di piombo, è stato molto sfacciato, sa già ma che palle! No, nel senso che una cosa non ha rubato, è che chi l'ha sempre rubato annanzi a lui, come si dice, dei proprietari, diciamo così, perché io ho conosciuto Enzo invece in occasione di mio padre, cioè lui era ragioniere in una ditta edile, tanto che ha fatto che poche zucchero che te ne mi facetti là, perché io dovevo vedere delle cose, degli allestimenti per casa, e chi annanzi a mio padre proprio mi corteggiava, mi ha detto un numero, se pigliai un numero, eravamo un numero, casomai settimana prossima andiamo a questo locale a ballare, stava fuori casa mia, quindi non ha rubato proprio niente, proprio fatto spacciato, capito com'è? Quindi poi, però sicuramente, stranamente, perché poi mio padre lo conosceva, un po' di momenti ce li siamo rubati, perché poi è partito subito un corteggiamento e ci ho messo un po' di mesi prima di portarlo a casa, perché poi mi sembrava giusto, non è la prima persona che sai bene porti a casa, una responsabilità, soprattutto da donna, presentare l'uomo che frequenti, adesso a forza un innamorato, negato pensa Luigi Cantone, voglio dire, non so se mi spiego. Infatti su questo in un certo momento, vabbè, tu i tuoi momenti li rubi in cucina, quando tua moglie cucina tu scopri che prende le rubi, ma al di là di quello il tuo momento rubato con tua moglie. Allora pensa che per fidanzarmi con mia moglie io ho preso 2 eccessi di velocità da Roma, perché dovevamo uscire quella sera, dovevamo andare a Nederlandia. Ci siamo fidanzati sulla ruota panoramica, ma non è che abbiamo minacciato mia moglie a dire ma dai vaso o ti coppa bash. È stata una cosa magica in coppa. Io stavo, secondo me in coppa ruota panoramica su biondo con l'occhio azzurro, perché Guglielmo quando mi aveva detto coppa ruota panoramica comunque ci siamo, ed erano 10 giorni che ci eravamo conosciuti, perché io l'ho conosciuto a una festa di 18 anni il 26 dicembre che era Santo Stefano, il suo onomastico, e il 6 gennaio io ero a Roma con degli amici, lei mi chiama, mi fa noi stiamo uscendo, tu vieni, io sto venendo, sto a fuori rotta, mio padre stava a Roma. E ho fatto la cosa più pazza del mondo, la vado a prendere, andiamo alle Nederlandia, tutta la comitiva, mia moglie aveva 17 anni, io ne avevo già 23, però voglio dire, io ho aspettato, ho onorato mia moglie fino al matrimonio, ma mi ha rubato vaso e moglie, ma perché è stata una bellissima cosa, e è un ricordo che mi porto veramente con tanto affetto nel mio cuore, perché poi sai che a mia moglie si dice che c'è la piccerella, è una bellissima storia d'amore la nostra. Bello. Il primo bacio non si dimentica mai. Allora ragazzi, siccome siamo alle battute finali, poi adesso siamo ai saluti, facciamo subito un giro per salutare il nostro pubblico, iniziamo sempre da Emiliano, poi da Gianni Fiorellino e da Gianni Nani. Fate una parte di quello che volete di un pezzo, poi ci salutiamo. Vai Emiliano. Di un pezzo, scusami. Di un brano, quello che vuoi, una tua canzone. Ok. E faccio questa che è una, insomma, delle mie ultime collaborazioni con i Mr. Hyde, che è una canzone molto dolce. Sempre, ogni momento, sempre, io voglio a te. Sempre in te pensieri, sempre stai con me, stringiamo più forte come fatto che la notte che giuraste niente ci può far lasciare. Va bene così? Un bacio a tutti, amici, colleghi, fan a casa, e anche io voglio dare un bacio forte a tutta la famiglia Marigliano e mi complimento perché, come dicevi tu, il momento di crisi, soprattutto quello del digitale, televisione e tutto quanto, io sono felice che loro restano sempre una bella realtà. Quindi grazie, un bacio a tutti e in bocca al lupo a tutti noi. Gianni Fiorellino? Allora mi hai aperto la mente. Non vado molto lontano e ti faccio sentire la canzone che ho
cantato per mia moglie. Mi perdo nei tuoi occhi, è lì che resterò, mi vedo nei tuoi occhi, perché ritrovo me, rimetto a posto tutto e via le insicurezze, io nei tuoi occhi vinco le guerre dentro me, mi perdo tra la gente, però distingo te, che pure tra 1.000.000 ti riconoscerei. Sarà l'odore tuo o sono pazzo io che non so fare a meno della tua identità. L'aveva detto un altro, 3 metri sopra il cielo, ma io non ci credevo che si può camminare, ma poi da giunto e allora già capito che quello non sbagliava, povero si può fare. Gianni, io ringrazio anche te per essere stato con noi, saluto il tuo È stato un pubblico. enorme piacere, era un po' di tempo che non facevo una diretta in televisione e quindi questo mi ha fatto divertire, sono felicissimo di averlo fatto con te, con i miei amici, grazie a Emiliana, grazie anche a Gianni per battute, risate e buona musica e teniamoci forte tutti quanti perché questo bel momento passerà presto e ci riabbracceremo sicuro tutti quanti. Siete nel mio cuore. Anche tu. Invece noi ci rivediamo venerdì prossimo. Saluta. Come ci saluti tu? Dedicata a mia moglie, scritta per mia moglie. Perché sta vita senza te non te un cuore. Perché se tu capisci cielo si fa scuro. La voglio vivere. Tu che mi perdi e trovi pesta per il cuore. Giulietta si potenga voglio fare l'amore. Siamo voglio crescere. Dedicata a mia moglie. Benissimo. Allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, grazie Emiliana, Grazie a voi. Gianni, voglio giusto una battuta veloce. Emiliana, secondo te da lunedì cosa cambierà? Vogliamo ricordare le persone che comunque dobbiamo ancora mantenere una certa... Assolutamente, come ti dicevo anche l'altro giorno, non vorrei che la gente percepisse questo momento come la festa della liberazione che hanno potuto fare il 25 aprile. Andiamoci cauti perché veramente rischiamo di farci un'estate a casa e soprattutto di complicare proprio la vita di tutti con questa crisi economica. Quindi ci stanno dando una possibilità di riprendere piano piano la realtà. Non nasciamo non fa niente per camminare, mettiamoci ancora fuori i balconi, usciamo per la spesa, usiamo le precauzioni e cominciamo piano piano per ricominciare alla grande. Gianni, come la vedi tu? No, la vedo più o meno come Emiliana e specialmente, insomma, dico, mettetevi le mascherine, mettetevi i guanti, proteggetevi, non vi sentite in difetto se non abbracciate un vostro parente, non fa niente perché non è il momento. No, non è il momento. Avremo anche una possibilità, quella di andare a trovare i nostri cari fuori dai nostri comuni, perché i miei genitori stanno a Giuliano, mi spiace per mia moglie che ce li ha a Latina, non posso fare nessuno miracolo, però quantomeno ci ricongiungiamo con le famiglie. Grazie ragazzi, io vi do la più cordiale buonanotte, a voi che ci avete ai fratelli Marigliano, ad Andrea, a Pino Fontana e a tutta TV Campania. Prossimo, grazie al maestro Gianni che è stato con noi, dal Boss Corso Secondigliano 280. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, ciao.